Basta poco per uscire dal degrado, ma non si può pretendere che un quartiere grande come Fontanelle venga rimesso a nuovo e ripulito dai soli abitanti. Comunque l'iniziativa di Pasquale e Gina, abitanti in via Navarro della Miraglia, è lodevole e dovrebbe far vergognare chi ha il dovere istituzionale di intervenire e non lo fa. A Fontanelle le nostre telecamere hanno ripreso situazioni che si commentano da sole e chissà che dalla prefettura, sollecitata dal comitato di quartiere Fontanelle Insieme, non arrivi l'atteso richiamo per l'amministrazione comunale, incurante anche per quanto riguarda le strade, in procinto di sprofondare, come sta avvenendo in via Unità d'Italia, che è la strada per l'ospedale, e in viale Sicilia, dove avvallamenti e tompini mettono a repentaglio la sicurezza stradale. Servono interventi minimi per creare sicurezza sulle strade. Stiamo parlando del chiaro messaggio di qualche mese fa del prefetto di Agrigento Maria Rita Cociufa alla politica locale. Messaggio lanciato nel corso di un vertice sulle condizioni delle strade nell'Agrigentino e in città. Inutile dire che quel giorno in prefettura era presente anche assieme all'ANAS il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè. Inutile dire anche che il messaggio del prefetto è rimasto inascoltato.